O Dio, suscita giovani che sono per scorgere in essa il nostro vero volto di verità. Prigionieri dell'anima e del corpo, continua a mostrarci il tuo volto di misericordia. Te lo chiediamo per la sua intercessione nel nome di Cristo benedetto, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Sant'Antonio ha meritato come fedele dispensatore dei tuoi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate. Buon al cielo. Accendo una di queste lo stesso, rotto tutto. No, questa va bene. A Venezia il 13 giugno viene onorato in modo speciale Sant'Antonio perché esiste, custodita presso la Basilica della Salute, una reliquia, la più grande fuori Padova, del corpo del santo, ed è un avambraccio. La Repubblica di Venezia, durante la guerra di Candia, per ottenere la fine di questo conflitto nel 1656, pretese, e fu concesso dalle allora autorità del convento di Padova, una reliquia appunto che è un avambraccio, che viene esposto proprio nel giorno della festa del santo, e in quell'anno la Basilica della Salute era ancora in costruzione perché fu ultimata nel 1680. E quell'altare è l'unico dedicato a un santo, mentre tutti gli altri 5 nella cupola centrale sono dedicati ai misteri della vita della Madonna. Allora, le 9 congregazioni del clero, che sono istituzioni storiche di assistenza, di culto e di mutua e anche di cultura tra i preti nei secoli della Repubblica e secoli del Medioevo, 9 congregazioni si riuniscono anche in questa circostanza, come nel Redentore, come per poter venerare il santo in modo degno.
Amen.